Fiamme altissime e una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Erano da poco passate le 14 quando è divampato l'incendio alla ditta Muggioli di via Visentina, Ponzano, Veneto, azienda che si occupa di giardinaggio e installazione di impianti per giardini. Le fiamme partite dall'esterno dello stabile si sono poi propagate anche all'interno, bruciate svariate bobine in polietilene. Una situazione che era sicuramente pericolosa, considerando che l'azienda, la Muggioli Giardinaggio, ha diverso materiale stoccato esternamente, ma anche internamente, di materiale appunto di tubature, tutto ciò che è necessario per gli impianti di giardinaggio, quindi anche altro materiale infiammabile. Il capannone ha subito dei danni, ma fortunatamente il rapido intervento dei vigili del fuoco ha permesso di salvare l'azienda. Fiamme domate prontamente dai vigili del fuoco che una volta spente hanno continuato a pescare acqua dalle canalette per proseguire nel raffreddamento del capannone che ha raggiunto importanti temperature, mettendo così in sicurezza l'intero stabile e quelli vicini. Dal punto di vista della sicurezza ambientale dei cittadini, nulla da segnalare in quanto il rapido intervento dei vigili del fuoco ha permesso, lo spegnimento della parte più pericolosa e quindi il fumo acre che era presente si è dissolto in breve tempo. Sulle cause dell'incendio nessuna ipotesi è esclusa, anche se si segue la pista dell'autocombustione legata all'alta temperatura raggiunta in concomitanza della concentrazione di una piccola quantità d'acqua sul materiale plastico che avrebbe funto da lente. Esternamente all'azienda ci sarebbero infatti centinaia di matasse di tubature in materiale plastico. Inagibile l'area dell'azienda andata bruciata. Dipendenti che potranno sicuramente continuare il loro lavoro perché grazie all'intervento appunto dei vigili del fuoco tutto è stato domato e i danni sono sì ingenti ma contenuti.